torniamo al nostro argomento. Questo sarà un po' l'argomento di oggi. Io vorrei risolverlo subito, questo problema, perché non possiamo stare tutta la serata, no? Su questo dubbio suo. E la vedo perplesso, la vedo anche un po' basito. Lei è un po' basito. Che occasione? Che vuol dire? Che vuol dire quello che è? 1,68 m. Sì. Che c'entra? Bassino un po'. No, non ho detto che lei è bassino. Lei è basito, è un po' perplesso, è un po' perplesso. Ah, preoccupato? Preoccupato, sì. Pensieroso? Pensieroso, bravo. Sì, signora. Dubbioso. E il problema è questo. Sì. Perché io, che mi succedono delle cose che... Io stavo camminando con la macchina. Ah, quindi mi perdoni se mi intrometto, cioè lei ha questo dubbio che le è nato in seguito ad una situazione che ha vissuto. Ho capito, allora, bravo, perfetto, allora me la racconti. Bravo. Io stavo camminando con la macchina, sì, che stavo scendendo dal mio paese, sì, per andare verso un altro paese. Certo, non sì, facciamo pubblicità. No. Il mio paese è un altro paese. Senza dire dove. Senza dire no. Paese vicino. Paese vicino delle circostanze. Sì. Delle circostanze, il costanziato della... Del circondario. Sì. Del circondario. Dell'Interland. Dell'Inter Milan. Sì, esatto. Vabbè, che derby di calcio, Interland, che Esatto. Inter Milan. Mentre sto camminando con la macchina, che ero quasi arrivato alle porte, che è parola che si dice, perché non è che poi ci sono le porte come una casa in un paese, tu pulie e c'erapano. Certo. Però si dice alle porte del paese. Quindi lei ha detto parola Casirici. Sì. Io direi metafora. Questa è metafora. Questa è metafora perché ero tutto fuori, non metafora. Quando io stavo camminando con la macchina, ho visto una signora... Alle porte, quindi metafora. No, prima di arrivare alle porte, sì. Una bella signora, una bella signora, bella. Di quelle cose che... la testimonianza della esistenza di Dio e anche in quell'eni può capire queste cose. Cosa. Io sono tagliato ma lei deve fuori. insistere, che lei un giorno lo farà. Che cosa? Sesso. Sì, va bene, io ci proverò, insisterò. E quando lo farà lei... Che cosa farò? Ce lo dico io, lei il giorno, la sera, la notte che lo farà, l'indomani verrà di me e mi dirà avevo ragione. Cioè? Signor Lettieri, avevo ragione, ieri l'ho fatto e mi ricriai. Ho capito, va bene. E allora vedrà che sarà il così. Giorno dopo sarò a casa sua. Sarà così. Vabbè. Allora io sto camminando quindi con una la donna macchina bella, e vedo questa bella donna che forse aveva rimasto a piedi, ci siamo sfasciata la macchina, io non lo so. Non lo so. Questa qua che mi fa l'autostop. Ah. Scusa, io sto camminando che tu mi fai l'autostop che passo io, tu mi stai dando un colpo di legno qua. Certo. Signora Rosa. È come se mi stessi stuzzicando. Bravo, ma una bella donna. Sì. Una minigonna. Com'era? Alla dolce vita. Che vuol dire? Io conosco i maglioni alla dolce vita. La minigonna. Scarpe. I scarpe ora si portano. La soletta già è alta. Le scarpe con i tacchi ce le hanno tutti. Ce l'ha Marinise, ce le ha Diletta, molte donne. No, ma io sto parlando di quelle scarpe che già la soletta. Ah, con la zeppa. Con la zeppa, bravo. Che più tacco. Davvero, dopo se caschi di scarpe finisce l'ospedale. C'è alta, bella, bella. Tutta poi c'era una giornata di caldo. Com'era di sopra? Com'era? Bello, un ballatoio, signor La Rosa, una casa di salute, non era prima. Esposizione tutta a menzione. Ho capito, e com'era questo ballatoio? Fiorito, certo. Ma no, fiorellini, no, gelsomine, girasole. Bella. Una donna anche simpatica, una bella faccia, non di quelle antipatiche. No. E mi fa con gentilezza il segno. Io chiando una franata. Bravo. Chiando una franata. La bombola mi arruavo d'un godo. A bombola. Che bombola è, scusi? Ah, la stufa. Il riscaldamento, perché ho capito, lei ce l'ha detto l'altra volta, lei ha il riscaldamento con la stufa quella di casa. La stufa catalitica. Sì. Ce l'hai messa di dietro, che dopo mettere a 1, a 2 o a 3. Ora è smondo, perché ora viene l'estate. La bombola messa da sopra. Ma la bombola... bombola messa sopra il portabagagli. Ho capito, come lo abbiamo tutti, la bombola di gas butano. Quello che abbiamo tutti, no? Il gas butano. Che fa? Benigni fa? Mi si è buttato! Ma che mi sono buttato? Lei lo sa che io sono un tipo preciso, non dico mai parolacce, sono sempre molto... Sono un maleducato! Ma quando mai? Il gas della sua stufa sicuramente, non c'è dubbio, è gas butano, e dai, è così. Butano...
Che cosa? Un gas. Il gas, sì. Ma è proprio il butano e il figlio del butano. Ma che c'entra? Senta, guardi che io glielo dico anche da biologo. Vabbè, il gas così si chiama, vabbè, il gas che alimenta le stufe è il gas butano. Comunque, lei ha fatto una frenata, la bombola del gas è arrivata praticamente la stufa mi cascavo dietro, anche se è assicurato che è tenuto dietro. Basta, io mi fermo, giustamente mi stiro longo, e quindi non può passare più sportello. Perché c'hai lo sportello che cinghie. Come tutti, io piglia già sarà per 20 centimetri. Ho capito. Ma calai? Sì. Ci prego, c'è bisogno di un signore Rosa, io saccio parlare. Sì, lei è educato, una persona io avevo 12 anni che vengo qua, 13 anni, quando avevo? Quasi 13 anni. Io in 13 anni ormai parlo italiano, magari che abbazzo con lei, ormai c'ho una certa etichetta. No, magari, soprattutto per il fatto che lei bazzica con me, parla un po' di italiano, esatto. Scusi. Un po', abbastanza. Ci prego, c'è bisogno di un passaggio che sta saccala. Già un terrazzo fiorito si vedeva quando non era come un sacco. Questo è un problema di molte donne. Così. Non da calare. Non da calare, sì. Giusto. Accalata così. Sì. Che ti fa anche bene alla schiena, perché i posturologi dicono che non bisogna chinarsi così. Lasci stare. I posturologi dicono che quando si deve prendere qualcosa a terra bisognerebbe chinarsi così per favorire l'estensione o il piegamento della colonna vertebrale, perché se fa lei così si sconocchia la schiena. E questo lo dicono io? I posturologi. Io ho caputo l'apostolo. No, gli apostoli hanno detto altre cose che noi rispettiamo, ovviamente, non c'entra. Quelli sono un'altra cosa. Così. Ecco. Si accala e mi disse, lei è veramente gentile. Disse, ma prego, con questo caldo una signora a piedi sotto il sole non sia mai. No. L'accompagno anche in cima al mondo. Bravo, disponibile. È una frase poetica. La ripete per gli uomini, la ripete. È una donna bella come lei, già una donna, no bella, una donna che cammina nello stradone sotto il sole, non è giusto, io l'accompagno anche in cima al mondo. Bravo. Grazie, mi fa chissà. Grazie. Allora tutto sportello. A chiano primo piede, a chiano secondo piede, si tira lo sportello, un tacco ci imbingi una secchietta dello sportello. Una pezzeria, una coltellata nel cuore. Perché lei era andato per fare un'opera di bene e ha subito un danno. La potevo rimproverare? No. Ida mi disse, mi scusi, le dispiace? Che c'è a dire? Mi sta facendo piacere? No, non si preoccupi, che poi accusiamo. Chiudo lo sportello, e a chiana. Quella minigonna alla dolce vita è diventata canottera, come gli da chianavo. Signora Rosa, lei non mi può capire. No, però le vedo queste cose, io non le capisco, ma le vedo. Noi siamo uomini di stampo antico, noi sentiamo il richiamo dell'attrazione della donna femmina. Perciò, come io ho visto, signora Rosa, guidavo, ma l'occhio mi cascava sempre da. Ogni tanto gli stavo l'occhio e vedeva che Ida mi tagliava mentre l'occhio era dato, ci restavo male. E questa mi tagliava e sorrideva. Poi piglia accavallava le gambe, taccati un coppo così, poi taccati un coppo così, taccati un coppo così. Io a strada diventavo una manetta. E rischiavo di cascare ed asciuttando il burrone. Ero stato a ritirare i 500 euro che è morta mia nonna 2 mesi fa e mi pigliai la mia quota di eredità. 500 euro? 500 euro. Un'eredità cospicua, insomma. Va bene, un'eredità cospicua. Un'eredità di 10.000 euro. Siamo 20 nipoti. Ne toccarono 500 euro. Di 500 euro io dissi, ora mi abbesso 2 ore fino a dicembre. Ci accomodo tutto l'anno, non avevo andato a secchietta, mi saccai. La secchietta. Come chi da cavallo a cavallo da banna, forse sbagliando, signora Rosa, ho rallentato, a tale in dall'occhio e mi disse, perché mi sta guardando così? Quando una donna ti dice, perché mi sta guardando così? Senta, vuole dirlo alla telecamera in maniera ancora più attenta e precisa, così da casa possono prendere appunti. Qual è quella? Quella là, quella. No, scusi, no. Così è solo espressione, non sentiamo. Oltre all'espressione ci metta l'audio. I defici con l'occhio magari così un po'. Perché mi sta guardando così? Come mi ficia così, signora Rosa?
come mi ha fatto così. Siamo veramente ormai Io, alla storia quasi. signore, mi vergogno, i soldi sono... Ci disse, signora, se mi fa vedere dove ci finisce la cosetta, ci do 100 euro. Ecco, subito ma che sta dicendo? Viene fuori l'uomo crasso. Crasso, sì. Proprio. Dice, ma che sta dicendo? Lei vorrebbe vedere dove mi finisce la calza qua? Che mi fece vedere! E mi fiscava una cosa. E certo, la signora voleva subito i soldi. Signora Rosa, pigliai i 100 euro e ci dai. Bravo, addio alla sorte. Posso fare manco 500 metri? Sì. Non ce la feci più. No. Con una bella scollatura. Sì. Dice, signora, con questo caldo, perché non se l'allargano un po' con la scollatura? Dice, ma che sta dicendo? Che sta dicendo? Non sta bene. Sì. Dice, signora, lo faccia per cortesia. Sì. Cacciatugno 150 euro se lo fa. Ma dice, ma lei mi sta mettendo con le spalle al muro, va bene che c'è caldo. Io ufficio. 150 euro. Quindi la signora lo faceva e chiedeva. Subito, pronto 100 cassa. prima, 250. Sì. Signora Rosa, io 3,50. nella macchina non ci stavo più. Bravo. Meno male che c'era lo sterzo perché non capiscevo due finestrino che mi teneva. Ero gasatissimo. Arrivato a un certo punto ho raccolto il coraggio, disse, signora. Raccolto? Raccolto. Ho raccolto il coraggio. Ho raccolto il coraggio. Ho raccolto il coraggio. Raccolto il coraggio. E disse, signora, se quella maledetta gonna che tanto mi piaceva, ma ora la odio, lei se la leva, io ci do 150 euro. Quindi proprio la gonna? La gonna. Oh, la signora dice, ma lei perché mi ha preso? Ma lei che cosa mi vuole fare? Mi vuole fare sbottonare la gonna di così e aprire la portafoglio così? Tacca, camano. Però 150. la signora faceva finta di non farlo, ma lo faceva 150, 150 prima, 300 e 100, 400, ma ho restato l'ultimo 100 euro. Sì, signora, mi tratti d'amico. Sì. Il 100 euro, salvo a sta camicetta. Ecco, bravo. Signora Rosa, se no la camicetta ci desse 100 euro, il paradiso ho visto. Bravo. E il paradiso. Come arrivai in troppo paese mi disse, grazie, ci sono arrivata. Grazie, è troppo gentile. Sì. Mi può lasciare qua.